Bene, ed eccoci qua tornati in studio per la nostra ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che dedichiamo come sempre alla politica. Ormai siamo addirittura d'arrivo, abbiamo avuto anche l'annuncio del candidato presidente del centrodestra, che è Alberto Stefani, e quindi insomma ormai il quadro dei giochi è come dire, composto e la campagna elettorale, diciamo così, che era già iniziata, ma comunque insomma si può definire ufficialmente aperta. Sì, certamente. Adesso sta ai telespettatori e ai nostri veneti scegliere quale sarà l'indirizzo da dare alla politica del Veneto. Fino adesso è stato gestito da Zaia, perché è stato eletto 2 volte consecutive, poi precedentemente era anche vicepresidente della regione, quindi ha avuto degli incarichi molto importanti. Adesso le cose possono anche cambiare speriamo naturalmente in meglio, e in questo senso inviteremo di volta in volta i rappresentanti dei vari partiti per poter affrontare quelle che sono le tematiche ancora da risolvere del Veneto, perché naturalmente la problematica rimane in Veneto. L'abbiamo già detto più volte, il Veneto è la regione più trascurata d'Italia e a cui hanno promesso un'autonomia che non riescono a dare, e di conseguenza i veneti stanno aspettando. Allora abbiamo 2 ospiti, certo. Elisa Venturini e Andrea Zanoni. Allora, certo. Prego, comincerei con una premessa, appunto, cioè il contributo per vedere il profilo dei nostri ospiti. Allora, Elisa Venturini, prego. Elisa Venturini, oggi consigliera regionale per Forza Italia in Veneto, è un volto conosciuto della politica. Nata e cresciuta sul territorio, Elisa ha una lunga militanza politica, è stata sindaca e amministratrice locale, si è fatta conoscere nel suo comune, Casal Serugo, nel Padovano, dove ha costruito consenso in anni di impegno concreto. Si è imbattuta durante il primo mandato nella crisi economica del 2008 e nell'alluvione devastante del 2010. Eventi impegnativi che ha affrontato con la ricetta della presenza e dell'organizzazione, tant'è che nel 2013 è stata riconfermata sindaco con l'85% dei consensi. Nel 2014 è stata nominata vicepresidente di ANCI Veneto, dove ha messo a servizio dei comuni veneti la propria esperienza amministrativa. Protezione civile, lavoro, turismo, ambiente e trasporti sono state le materie in cui si è cimentata come consigliere provinciale di Padova fino all'elezione in Consiglio regionale. Nel 2020 ha sorpreso molti, risultando la più votata tra i candidati forzisti in provincia di Padova, con oltre 6.500 preferenze, entrando così in Consiglio regionale. In Consiglio si è distinta per iniziative legate allo sport inclusivo, quando ha proposto un riconoscimento per l'atleta paralimpica Francesca Porcellato e per la sua attenzione alle pari opportunità. Elisa Venturini, tra studio, impegno locale e nuove responsabilità, cerca quindi di far valere la propria visione per un Veneto più equo e inclusivo. Scopriremo insieme cosa propone per il futuro della regione. Ecco, accanto naturalmente alla Venturini, Andrea Zanoni, che presenteremo con un breve, incipit. Prego. Andrea Zanoni, classe 1965, è nato in provincia di Treviso e ha dedicato gran parte del suo impegno civile alla tutela dell'ambiente, alla lotta contro l'inquinamento, diventando in Veneto una delle voci più critiche e autorevoli del movimento ambientalista. Nel 2009 è stato candidato alle europee ed è risultato il primo dei non eletti ed è stato poi eletto consigliere comunale nel comune di residenza Paese. Nel 2011 diventa consigliere provinciale a Treviso e a fine 2011 inizia il mandato quale deputato al Parlamento europeo e per questo si dimette spontaneamente sia da consigliere comunale che provinciale. Tra il 2012 e il 2014 è stato relatore per il Parlamento europeo della nuova direttiva UE sulla valutazione di impatto ambientale, ricevendo dall'Aula il mandato per trattare al tavolo del trilogo con Commissione e Consiglio dell'Unione Europea. È stato poi eletto consigliere
consigliere regionale nelle fila del Partito Democratico nelle elezioni del 2015, poi riconfermato nel 2020, ma nel gennaio 2025 ha compiuto una scelta simbolica, ha formalizzato il passaggio al gruppo di Europa Verde uscendo dal Partito Democratico per coerenza con i valori che da sempre sostiene. In Consiglio regionale ha guidato la 4ª commissione promuovendo leggi e interrogazioni sulla qualità dell'aria, il consumo del suolo, la tutela degli animali. Con il passaggio a Europa Verde Zanoni punta a rafforzare il verde politico veneto e a proporre una visione alternativa, un Veneto meno cementificato, più digitale, attento alla salute dei cittadini e alla qualità dell'ambiente. Ecco, questi sono i 2 ospiti che abbiamo questa sera e di cui naturalmente dovrete rendervi conto delle loro, proposte, che devono essere positive, concrete per il Veneto, perché naturalmente queste sono le elezioni più importanti in questo momento, ma soprattutto le più strane, visto che fino adesso, ancora qualche ora fa, non si sapeva chi erano tutti i componenti dei vari partiti, delle varie locazioni. Allora, io partirei con una domanda: autonomia. E in questo senso lascio a Elisa un'opinione. Allora, noi come Forza Italia abbiamo scritto proprio sul nostro simbolo autonomia per il Veneto. L'abbiamo inserito 5 anni fa e oggi in questa nuova competizione elettorale riproponiamo ancora il simbolo con la bandiera di Forza Italia autonomia per il Veneto, perché continua a rimanere un tema che per noi è basilare, perché rientra un po' in quello che è il sentire comune, è un po' la cultura presente nel Veneto ed è una cultura che abbiamo noi veneti. La grande difficoltà che noi troviamo a livello nazionale è che come vogliono l'autonomia i veneti non è che in altre parti d'Italia la sentano come noi, perché anche all'interno dei partiti, dei diversi partiti che sono presenti in Veneto, sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, comunque l'approccio che si ha nei confronti dell'autonomia è un approccio positivo, ma ce l'abbiamo noi veneti e questo pensiero autonomistico dobbiamo in qualche maniera farlo passare a Roma, perché volenti o dolenti comunque devono essere adottate delle leggi a livello nazionale che permettano di riconoscere al Veneto quell'autonomia che chiamiamo autonomia differenziata, che è un'autonomia che prevede delle articolazioni diverse, cioè può essere declinata in maniera diversa, ma che di fondo vuol dire permettere al territorio, in questo caso Veneto, di potersi organizzare in una maniera diversa, più vicina al territorio rispetto a come lo Stato centrale fa, che vorrebbe poter riuscire ad avere una gestione delle risorse più vicina al territorio rispetto alla gestione romana. Questo è il concetto che si vuole far passare a Roma e che deve essere però condiviso da tutte le forze perché le leggi vengono approvate in Parlamento. Allora fino adesso è stato avviato, è stato portato avanti un iter a livello nazionale, abbiamo visto che dei passaggi sono stati fatti, però deve essere portato avanti per arrivare a definire esattamente quali sono le materie dove può essere riconosciuta l'autonomia. E questo deve essere l'ulteriore impegno da parte della Regione del Veneto per riuscire a sostenere a livello nazionale appunto l'autonomia. L'iter sta ancora procedendo. Grazie. Allora, Zanoni, autonomia, perché sappiamo che è già prevista un'autonomia secondo lo Statuto, secondo la nostra Costituzione. Di conseguenza, perché abbiamo bisogno di Roma? Allora, con la riforma del titolo V della Costituzione sono state sancite alcune possibilità per quanto riguarda le regioni in tema di autonomia. Spetta alle regioni richiedere questo tipo di nuova gestione amministrativa locale e diciamo che sono state fatte in merito molte promesse. Sicuramente una regione come la nostra, ma un po' tutte le regioni, hanno bisogno su alcune materie di maggiore autonomia. Il fatto è che
l'autonomia è stata vista molto come strumento di propaganda elettorale e non come una seria volontà di raggiungere queste forme di autonomia, tant'è vero che è stato fatto anche in Veneto un referendum. L'82% dei veneti ha detto sì all'autonomia. Esatto. Quel referendum, però con quel referendum praticamente si sono illusi i veneti dicendo che fatto il referendum arriverà l'autonomia. Io a memoria ho pensato alle diverse dichiarazioni del nostro presidente di regione sul fatto che questa è una giornata storica per l'autonomia. Io penso l'abbia detto ormai una decina di volte. In realtà siamo ancora in una fase dove di autonomia concreta per il Veneto non c'è stato ancora nulla. Quindi io credo che sia una cosa che va affrontata in maniera molto seria, senza usarla in maniera strumentale, e credo che l'errore principale che è stato fatto finora sull'autonomia in Veneto sia stato quello di chiedere 23 materie. Allora, quando il boccone è troppo grosso da ingoiare poi non si digerisce, e quindi io credo che l'autonomia vada affrontata per gradi, cominciando da alcune materie, perché va detto che per raggiungere l'autonomia bisogna avere anche una struttura, bisogna avere anche degli uffici, dei funzionari, e quindi non è facile passare da 0 materie a 23 materie rispetto a quelle che in più già rispetto all'autonomia che in alcune materie abbiamo come regioni si possa attuare. Quindi credo sia un processo che vada affrontato in maniera graduale, perché altrimenti si sparano grossi obiettivi ma non si porta a casa nulla. Io ricordo, se ne parlava anche nei precedenti governi, ricordo il sottosegretario Bressa che aveva seguito la materia, ma poi quei passi in avanti sono stati fermati in seguito a queste mega richieste di 23 materie. Per cui dobbiamo stare in parallelo come spazio e tempo, no? Come diceva Einstein. Allora, passiamo a un altro argomento, ma io vorrei, al di là di quelli che normalmente noi ci troviamo di fronte, dai politici che ci danno delle opinioni, ma io credo che il politico non deve dare opinione, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, no? Allora, un conto è dire e un conto è fare. Quanto, voi politici siete disposti a mettere sul tavolo per ottenere questa autonomia? Perché se no, io ho sentito tutti favorevoli all'autonomia, però che cosa si fa? Aspettiamo Roma? No, c'è una legge che già prevede tutto, di conseguenza forse è una questione di volontà o di ignoranza in merito all'autonomia. Prego, dottoressa. Secondo me è un fatto di alleanze politiche e un fatto di trovare i numeri in Parlamento che permettano all'iter che porta al riconoscimento dell'autonomia differenziata a compimento. E noi possiamo anche qui in Veneto cantarcela e suonarcela e dire quanto è bella l'autonomia, però di fatto non è che ce la autoimponiamo. Noi dobbiamo necessariamente, per come lo prevede la Costituzione, passare per il Parlamento, e quindi quello è lo sbarramento. Noi dobbiamo essere bravi nell'avere le alleanze e nel trovare i numeri in Parlamento per permettere che i passaggi normativi previsti permettano di arrivare a riconoscere le varie materie, in tutto sono 23, e di dare quindi l'opportunità così di andare avanti concretamente nell'iter. Forse non conviene battere un po' i pugni sul tavolo, metaforicamente. Secondo me dipende dal momento e dalla circostanza, e soprattutto bisogna essere presenti a Roma. Paradossalmente, se noi vogliamo essere forti in Veneto, dobbiamo essere forti anche a Roma, perché è lì che tante decisioni vengono prese che hanno delle ricadute, delle ripercussioni sul nostro territorio. E l'autonomia, paradossalmente, per poterla attuare in Veneto dobbiamo passare per Roma, perché la legge prevede questo. Va bene,
Prego Zanoni, un'opinione anche a lei. Cosa farebbe? Allora, si può fare uno sciopero della fame, si può fare diciamo una marcia su Roma? L'azione importante è stata fatta, era quella vista dal punto di vista in particolare della Lega, di Zaia, di fare il referendum. Non ha sortito gli effetti voluti. Io credo che siccome l'autonomia la ottieni attraverso dei passaggi parlamentari e in Parlamento ci sono rappresentanti di tutte le regioni, io credo che il lavoro, diciamo quello importante, sia quello da fare nelle conferenze Stato-Regioni per convincere tutte le altre regioni. Io credo che aver chiesto 23 materie in qualche modo abbia spaventato molte regioni e quindi abbia di fatto sortito una certa opposizione a livello di Parlamento italiano, che ha rallentato o che ha prodotto delle norme difficili da attuare, come quelle che abbiamo visto attuarsi negli ultimi anni e che prevedono, mi pare, addirittura sui 20 o 25 passaggi formali prima di arrivare a qualcosa di concreto. E quindi io credo che il lavoro importante debba essere fatto a livello di conferenza Stato-Regioni assieme alle altre regioni, per arrivare a una condivisione e per quindi avere poi i numeri per avere l'autonomia che già è prevista dalla Costituzione. Grazie. Allora passiamo alla sanità. La sanità naturalmente è una delle cose più importanti del Veneto, in particolare Padova, Treviso, Verona, ma tutta diciamo, la sanità veneta è un'eccellenza. Ma siamo in crisi. Mancano i medici, mancano le risorse e diciamo, per ottenere una visita bisogna andare dal privato e pagare di propria tasca. Ecco, questa è un'altra delle problematiche che capisco che esiste, ma che cosa la politica vuol fare per risolvere questo problema? Perché Padova in particolare vive degli ospedali. Padova ha la più grande risorsa di Padova è l'ospedale, la più grande risorsa di Padova è l'università, la terza risorsa è Sant'Antonio. È sempre stato così, per questo Padova è stata sempre una città ricca. Prego, cosa facciamo? Allora, sicuramente l'ambito sanitario, l'aspetto sanitario è quello più caro a mio avviso ai veneti, perché poi noi ci rendiamo conto che quotidianamente l'aspetto della salute delle persone diventa fondamentale. Allora la politica ne deve avere coscienza di questo e dobbiamo incominciare a prestare più attenzione all'aspetto sanitario del territorio. Adesso apriranno le case della comunità che sono state realizzate grazie ai fondi del PNRR. Non è solo un fatto di muri, dobbiamo anche pensare che all'interno ci deve essere del personale, devono essere date delle prestazioni. E lì bisogna incominciare a ragionare ai fini della organizzazione sanitaria sul territorio. Perché noi dobbiamo cercare di gestire il più possibile secondo quello che è il modello della Danimarca, quello modello al quale noi possiamo fare riferimento. E cioè cercare di portare in ospedale il minor numero di persone possibili. Nel senso che in ospedale ci vanno gli acuti, tutto il resto a livello di prestazione deve essere trattenuto sul territorio. I medici di medicina generale non devono fare i segretari, un tempo potevamo dire gli scribacchini, cioè quello che scrivono, devono visitare, quindi tutta la parte ad esempio della compilazione di questionari, tutta la parte digitale che devono compilare, ecco, quella parte là non deve svolgerla il medico di medicina generale, il medico di base, il medico di famiglia, come lo si chiamava nel passato, che deve fare un'attività invece sul paziente di visita. Deve essere organizzato quindi un servizio che tenga conto della parte burocratica amministrativa che non può essere gestita dai medici, prima cosa. Seconda cosa, l'organizzazione appunto della sanità sul territorio. Deve essere da questo punto di vista rivista alla luce della nuova impostazione che viene data, grazie appunto anche alle case della comunità. 99 sono in Veneto. Terzo,
ospedali e comunque tutte le strutture sanitarie, c'è un problema di fondo che è quanto economicamente si riconosce agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri e alle OSS. Questo è il vero problema, perché se noi vogliamo trattenere il personale nel pubblico, perché io sono per la sanità pubblica, bisogna in qualche maniera gratificare e creare le condizioni perché rimangano. E a livello nazionale e a livello regionale il vero obiettivo per la prossima regione, per la prossima amministrazione regionale, sarà quello di ritrovare le risorse, recuperare le risorse per garantire la giusta retribuzione ai medici e agli operatori sanitari, infermieri, perché questo diventa l'elemento fondamentale per garantire una sanità che funziona. Però all'estero gli stipendi sono molto più alti, quindi o ci adeguiamo al mercato europeo, sì, oppure i medici se ne vanno. Al medico, sì, all'estero c'è anche molta sanità privata però. Se noi andiamo a vedere nei sistemi anglosassone, certo, per citarne uno, piuttosto che quello americano, sì, c'è un'organizzazione diversa dove vengono richieste determinate prestazioni. Ci sono retribuzioni più alte e il cittadino paga e solamente se paga viene curato. Io invece sono per un sistema... in America, non certamente in Germania. Nel mondo anglosassone in genere, dove anche dopo una certa età... Neanche in Svizzera. Le persone, voglio dire, raggiunto una determinata età anagrafica, non hanno più tutte le cure e non vengono più garantite tutte le prestazioni sanitarie come vengono garantite in Italia, perché viene ritenuto in realtà economicamente uno sperpero. Quindi noi invece per il nostro sistema sanitario, per la nostra concezione che abbiamo della persona, che è da quando nasce a quando muore che deve essere curata, in questo caso dobbiamo impostare la sanità in maniera diversa. Sì. E ripeto, lo sforzo che deve essere fatto è proprio questo se noi vogliamo continuare a garantire una sanità pubblica. Certo, ma diciamo che un lavoratore, prego Zanoni, un lavoratore paga per decine di anni, paga contributi per la sanità, poi alla fine si trova che non ha la copertura. Prego. Questo è un grosso problema ed è anche una autentica ingiustizia, perché paghiamo le tasse per avere un servizio pubblico, poi il servizio pubblico magari non c'è più. Mi riferisco ad esempio alla situazione attuale dei medici di medicina generale. In Veneto, su poco meno di 5 milioni di abitanti, abbiamo 500.000 veneti che attualmente non hanno il medico di medicina generale. Questo comporta poi avere i pronto soccorso intasati da codici bianchi. Lo vediamo quasi settimanalmente nelle cronache dei giornali di tafferugli e anche di interventi delle forze dell'ordine, perché c'è una esasperazione nei pronto soccorso perché sono i più intasati. Una ricerca di una società di medici pubblicata proprio l'altro giorno vede il Veneto come regione che registra il maggior numero di codici bianchi nei pronto soccorso. Bisogna assolutamente investire di più nella sanità pubblica e quindi mi riferisco anche alla sanità privata convenzionata. In questi anni si è preferito convenzionarci con il privato e quindi investire meno sul pubblico. I risultati sono questi. Non è che manchino medici, i medici ci sono, ma mancano nel servizio pubblico, perché se tu hai bisogno e vai a pagamento il medico lo trovi, però lo trovi col servizio privato, quindi bisogna assolutamente adeguare le paghe, prevedere delle paghe dignitose per medici, infermieri, OSS, abbiamo fatto l'esempio appunto degli altri paesi dell'Unione Europea, e magari evitare di sperperare denari e pensare di più alla sanità pubblica. Io, se penso a questi 5 anni, vedo un grande interesse della Regione Veneto per certi settori come il vitivinicolo, il Prosecco, le Olimpiadi, le colline UNESCO del Prosecco. Io seguivo i dati che sono stati dati all'agricoltura, solo alla viticoltura, in 10 anni 580 milioni di euro, 58 milioni di euro l'anno, più di mezzo miliardo. Investiamoli in sanità piuttosto. E poi alcuni errori che
in qualche modo si ripercuotono sulla sanità. Mi riferisco alla ultima convenzione della superstrada pedemontana veneta. L'anno scorso è passato un bilancio che prevede un buco di 50 milioni di euro. 50 milioni di euro, se non venivano spesi per coprire quel buco, potevano essere utilizzati ad esempio per assumere qualche centinaio di medici di medicina generale, tenerli, magari aumentare le paghe di quelli che lavorano nel pubblico. Abbiamo assistito in molti ospedali del Veneto anche a molti medici, anche specializzati, che hanno abbandonato gli ospedali per andare a lavorare con il privato perché sono più remunerati, hanno dei turni meno impegnativi e quindi le scelte politiche a mio avviso hanno inciso in maniera negativa, e una politica diversa che investe di più sul pubblico potrebbe gradualmente risolvere i problemi della mancanza di medici di medicina generale e anche risolvere il problema delle liste di attesa. Benissimo, adesso passiamo di argomento e entriamo nella scuola. La scuola naturalmente è una grossa crisi, lo è sempre stata, ma una crisi come adesso non si è mai vista. Per quale motivo? Perché noi abbiamo ormai nelle aule scolastiche molti migranti che naturalmente mancano di quella cultura familiare che invece era il supporto per un giovane ad andare a scuola, perché già a casa si parlava italiano, si faceva un certo tipo di apprendimento, e invece in questo momento troviamo invece che le scuole sono stracariche, giustamente, di figli di migranti che naturalmente non conservano quella cultura che noi invece diamo ai nostri figli e ai nostri nipoti, che invece è necessaria, e quindi gli insegnanti si trovano in una totale crisi. Che cosa insegnare? Cioè devono addirittura insegnare a parlare italiano. Io adesso dico gli eccessi, ma naturalmente questo succederà anche poi nelle classi successive. Potremmo insegnare latino a un africano? Sarà disponibile? Sì, qualcuno sì, ma sicuramente non capirà il motivo per cui lo deve fare. Prego, a lei. Sì, sarebbe bello insegnare il latino, e lo dico da studentessa del liceo classico, sarebbe bello insegnare il latino anche agli italiani, è che non si sta insegnando neanche più il latino. E nel passato si faceva addirittura alle medie. No, ma detto questo, allora la cosa inquietante a mio avviso è girare per il Veneto, in modo particolare, vabbè, io conosco la provincia di Padova, e vedere anche nelle più piccole frazioni dei comuni la presenza di edifici scolastici ormai chiusi e dismessi. Cioè negli anni 50, 60, 70 si costruivano le scuole in ogni comune, addirittura più scuole elementari, medie, più scuole nello stesso comune anche per coprire le frazioni. Oggi stanno chiudendo tutti quegli edifici. Addirittura quando io sono stata eletta sindaco, quindi parliamo primi anni 2000, il vero problema era la scuola dell'infanzia, la nuova scuola dell'infanzia. Oggi, 25 anni dopo, il problema è che in ogni comune ci dovrebbe essere una casa di riposo, non una scuola. Incomincia a essere il problema. E se noi non ci rendiamo conto che non possiamo pensare di impostare la nostra società solamente nel pensare che c'è una parte anziana e non c'è una parte giovanile, il rischio è che non diamo prospettiva, perché economicamente non possiamo sostenere una società da un punto di vista sanitario, sociale, welfare, se non ci sono anche delle forze giovani che lavorano. Quindi noi dobbiamo assolutamente pensare ai nostri anziani, ma dobbiamo anche porre le prospettive per i nostri bambini e per i nostri giovani. Detto questo, nel costruire scuole o nell'avere le scuole attuali, c'è una questione di libertà legata alla scuola, per cui i genitori possono portare i loro figli dove vogliono. Il rischio è che tu hai delle magari scuole dove c'è anche una concentrazione di persone, di frequentanti, di ragazzi che provengono da varie realtà, di varie etnie, con la conseguenza che diventa un problema l'insegnamento, perché banalmente anche l'italiano diventa difficile da insegnare quando ci sono delle matrici culturali anche diverse. A fronte di questo, una
come posso dire, un tentativo di spalmare sul territorio, cioè nel tentativo di evitare delle concentrazioni di persone provenienti anche da realtà diverse, parlo soprattutto di immigrati, permetterebbe di facilitare in qualche maniera anche la didattica. Però quando non è possibile, sta di fatto che noi dobbiamo garantire gli strumenti alle nostre scuole, e parlo quindi in un concetto anche di didattica che deve essere stabilito dal Ministero, dove c'è un potenziamento e quindi un investimento di risorse per poter garantire a quelli che saranno i nuovi italiani la possibilità di apprendere l'italiano, la cultura italiana e trasmettere quelle che sono tradizioni, usi, costumi, non solo, ma voglio dire anche la cultura vera e propria, perché il rischio è che se non si passa tramite la scuola nell'insegnare è difficile formare gli italiani, perché si deve passare tramite la scuola, ed è questa la vera sfida che noi dobbiamo lanciare, a partire dagli insegnanti, perché noi possiamo, e l'America ce l'ha insegnato, l'abbiamo visto, cioè la società americana, dove ci sono persone provenienti da tutte le realtà del mondo, è riuscita a formarsi perché c'erano delle regole, cioè chi arrivava alla fine, se voleva vivere nella società americana, dove c'era il sogno americano e cioè la persona che aveva dei talenti e poteva realizzarsi, sì, però rispettando delle regole, e lo stesso dovrebbe valere per la nostra realtà, cioè tu arrivi in questa società, entri nella scuola, conosci, impari e diventi così un italiano che si integra, e quella è la vera sfida, non sarà certo semplice, ma la dobbiamo portare avanti. Bene, sì, è vero, però naturalmente chi insegna a chi, diceva Napoleone. Cosa vuol dire? Che abbiamo degli insegnanti che sono preparati per questo salto epocale, dove ci sono bambini che parlano altre lingue, che fanno fatica a capire o gestire la cultura che noi abbiamo, che non necessariamente deve essere questa, ma comunque vivi sempre in un ambito dove chiaramente il dialogo deve essere importante. Prego. Allora, innanzitutto uno dei problemi è anche il sovraffollamento, che poi associato a questa tematica crea dei disagi. Proprio per questo Alleanza Verdi Sinistra, con prima firmataria l'onorevole Luana Zanella, ha depositato un progetto di legge che prevede il limite di 20 alunni per ogni classe. Dopodiché si tratta di alunni di lavoratori normalmente che vengono per essere impiegati nei diversi settori, diciamo, lavorativi in Veneto, in particolare anche in agricoltura, e quindi dobbiamo in qualche modo trovare delle soluzioni tramite appunto a questi insegnanti che hanno oggi rispetto al passato una formazione comunque più completa, nel senso che l'obbligo di conoscere le lingue straniere è già previsto. Sarà da approfondire la questione e capire come poter fare in modo che tutti questi giovani che magari non conoscono bene l'italiano possano apprenderlo, perché faranno parte delle future generazioni. Io sentivo delle interviste di alcune insegnanti che dicevano che ci sono sicuramente questi problemi che vanno risolti, ma anche la presenza di bambini di etnie diverse poi porta anche un arricchimento culturale da parte anche dei bambini, diciamo figli di cittadini residenti in Veneto, di locali, e quindi c'è da fare sicuramente uno sforzo che è quello di integrare con degli insegnanti capaci e preparati questi giovani, questi ragazzini che hanno sicuramente delle difficoltà maggiori di altri nell'apprendere l'italiano, proprio perché provengono da etnie e culture diverse. Sì, solo che non abbiamo la scuola per gli insegnanti. Allora, quello che dice lei e dice la dottoressa è essenziale, però che cosa faccio se non... questa delle etnie e dei bambini di lingue diverse non è una novità che ci è capitata dall'oggi al domani. Bisogna saper programmare anche a livello governativo l'inserimento e la formazione di insegnanti che sappiano affrontare questa situazione. Quando e come? Sempre il problema è quello. Subito. Allora, è già tardi. Noi abbiamo
ci riempiamo la bocca di accoglienza. No, ma banalmente, prego. Se gli insegnanti, anziché a Natale non voler cantare le canzoni a Gesù, ma parlano del cucù, perché se no si offende, allora basta anche solo quello, voglio dire. Ma se c'è una cultura, un sentire, una tradizione, ma perché devono essere in qualche maniera cancellate, eliminate? Perché c'è l'ipotetico rischio che qualcuno si può offendere? Perché qualche insegnante si pone questo problema. Ecco, voglio dire, già da queste cose minime, basilari, si potrebbe intervenire, ma poi è il Ministero a livello centrale che deve dare anche delle indicazioni e soprattutto deve investire anche delle risorse per poter creare le condizioni perché nelle scuole ci sia una didattica e ci sia la possibilità di dare quella cultura che poi permette agli italiani di stare L'analisi insieme. è perfetta, quando e come? Beh, questo in realtà da subito. Poi l'intervento che può fare la Regione è un intervento, come posso dire, a margine, nel senso che parte dallo Stato e poi la Regione può intervenire a fronte di questo e dare il proprio contributo. Però è un sentire questo che dovrebbe essere a livello nazionale, proprio per cercare di trasmetterlo sul territorio. Parliamo di ambiente, Zanoni. Allora, il Veneto ha problematiche sull'ambiente. Noi siamo ormai consumatori di energia in forma ossessiva. Solo il telefonino che abbiamo in tasca consuma quantità di energia che all'epoca dei Romani non ti potevi neanche sognare. Ecco, naturalmente le auto e tutto il resto, di conseguenza l'inquinamento, l'energia è una, diciamo, situazione estremamente complessa e determinata perché il Veneto naturalmente ha strade, autostrade eccetera, di conseguenza diciamo che la transizione energetica come potrà avvenire? C'è qualche proposta a livello regionale di come aiutare le persone a fare la transizione? Prego. Ecco, una delle forme di energia che abbiamo in Veneto, la più abbondante, è quella che deriva dalle fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico. Oggi abbiamo la stragrande maggioranza dei tetti delle nostre case e degli edifici pubblici e dei capannoni che non hanno i pannelli fotovoltaici. Noi potremo arrivare all'indipendenza energetica per quanto riguarda il residenziale entro il 2050 con degli investimenti utili per installare questi impianti fotovoltaici nei tetti delle case dei veneti e questo ci porterebbe ad avere poi, oltre che all'indipendenza energetica, anche il dimezzamento, l'abbattimento delle bollette, questo naturalmente con l'aiuto anche dei sistemi di accumulo che oggi sono stati diciamo ormai ben rodati e ormai moltissimi già li hanno. Io sono stato uno dei primi con il primo conto energia a installare il fotovoltaico e uno anche dei primi a mettere l'impianto di accumulo dell'energia. Funziona benissimo. Chi come me ha avuto la fortuna di fare questo passo, rischiando perché all'inizio si diceva ma il fotovoltaico dopo qualche anno è la grandine, questo e quell'altro. In realtà io ho un impianto che il più vecchio ha 15 anni, non ha mai avuto nessun problema e ce ne siamo anche accorti quando c'è stata la guerra, l'inizio della guerra con l'Ucraina, quando le bollette sono schizzate ai massimi livelli. Chi aveva l'impianto fotovoltaico si è reso conto che avere questo tipo di energia che produci in casa tua ti aiuta moltissimo. Quindi io credo sia importante investire in questo, investire soprattutto sui tetti delle case, sui tetti delle pensiline di tutti i supermercati che abbiamo in Veneto e dotare queste pensiline anche della possibilità di ricaricare le auto elettriche per chi ha l'auto elettrica e per chi la acquisterà, perché è un modo importante per combattere le emissioni climalteranti e quindi risolvere il problema dell'emergenza climatica, ma anche importante per disinquinare il nostro ambiente, perché noi in Veneto siamo oggetto di 2 procedure di infrazione, di 2 condanne della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la violazione della direttiva sulla qualità dell'aria e quindi l'altro obiettivo sarebbe anche quello, facilmente raggiungibile, di risanare l'aria e di accorciare anche la bolletta sanitaria, perché oggi in Veneto si ammalano moltissime persone proprio a causa di questo inquinamento cronico che registriamo almeno da 20 anni. Sì. Adesso
hanno diminuito i limiti della direttiva sulla qualità dell'aria e quindi abbiamo una sfida ulteriore da vincere e questa è una delle vie che possiamo percorrere. Grazie. Elisa Venturini, sull'ambiente e sul naturalmente risparmio energetico, prego. Sull'ambiente la Regione del Veneto è intervenuta, se noi pensiamo, per la salvaguardia idraulica, idrogeologica del territorio attraverso degli interventi concreti in questi anni. A partire dal 2010, quando c'è stata la grande alluvione che ha interessato buona parte del Veneto, c'è stato un cambio di sensibilità e soprattutto sono arrivate delle risorse da parte del governo nazionale che poi si sono tradotte nella realizzazione di interventi concreti, non solo i bacini di laminazione che sono stati gli interventi infrastrutturali più importanti che hanno permesso anche in questi ultimi, abbiamo visto anni, mesi, di poter fronteggiare delle situazioni che altrimenti si sarebbero trasformate in veri e propri disastri, come appunto nel 2010. Grazie appunto ai bacini di laminazione si è evitata una possibile poi esondazione sul territorio da parte dei fiumi, come è stato appunto nel 2010, proprio per la presenza e per il trattenimento delle acque a monte. Ma dicevo, oltre i bacini a laminazione anche tutta una serie di interventi puntuali lungo i corsi d'acqua per rafforzarli. Conosco in modo particolare la situazione ad esempio del Bacchiglione, dove devo dire in più punti si è intervenuti, ma non solo, perché poi nel Veneto tanti interventi sono stati fatti sui corsi d'acqua e questo è un primo aspetto che non è di poco conto. È chiaro che si può fare di più e sicuramente vanno investite ancora risorse, soprattutto da destinare ai geni civili. A mio avviso si potrebbe fare di più, perché lo stato in cui versano da un punto di vista della vegetazione soprattutto i corsi d'acqua meritano un maggiore intervento, una maggiore attenzione e su questo secondo me la nuova regione, quindi la nuova amministrazione deve dimostrare attenzione. Poi c'è sicuramente tutta la parte relativa all'aria e all'acqua che deve essere monitorata. Pensiamo tutta la questione dei PFAS, che non è di poco conto, dove la regione del Veneto è stata la prima regione ad intervenire, perché pensavamo di avere solo noi il problema dei PFAS legato alla miteni. In realtà in tutta Italia adesso si sta verificando e si sta dimostrando come i PFAS siano presenti, del resto sono legati proprio ai materiali che noi utilizziamo e la normativa quindi regionale sta incominciando ad essere la normativa guida per il resto d'Italia. Come per l'aria, noi ci troviamo nel bacino padano, dei provvedimenti sono stati adottati e ci rendiamo conto della grande difficoltà proprio per la posizione geografica che noi abbiamo, cioè ci ritroviamo in un catino e tutti i provvedimenti che vengono presi risultano sì utili, però magari è talmente difficile la situazione in cui noi ci troviamo proprio da un punto di vista geografico che non è così semplice riuscire a trovare la soluzione per garantire il perseguimento degli obiettivi che ci pone l'Europa. E poi da un punto di vista, se posso finire, energetico, allora sicuramente noi dobbiamo lavorare sulle energie rinnovabili. Ricordo che abbiamo approvato anche a livello regionale la legge sul fotovoltaico, sull'uso del fotovoltaico e agrivoltaico e magari qualche riflessione in più anche qui va fatta sul fatto di andare a individuare i luoghi dove andare a favorire il fotovoltaico per evitare che ci sia una compromissione del paesaggio. Grazie. Allora, ultimo minuto, la proposta di Zanoni per gli elettori per queste votazioni. Quindi che cosa propone il suo partito? Allora, noi proponiamo norme di maggior tutela ambientale. Il Veneto soffre di consumo del suolo, siamo tra le prime regioni d'Europa e consumare suolo vuol dire avere problemi idrogeologici, inquinamento, allagamento dei centri abitati, spese per affrontare tutte queste tematiche e quindi dotarci di una legge che tuteli di più il suolo, che garantisca anche la tenuta dei terreni agricoli che sono importantissimi per produrre alimenti a chilometro zero. Investimenti per quanto riguarda le fonti rinnovabili per poter avere energia pulita, avere autonomia energetica e abbassare le bollette dei cittadini
e rivedere la convenzione della superstrada pedemontana veneta, che sta creando solo l'anno scorso un buco di 50 milioni di euro, in modo tale da utilizzare quelle risorse per risolvere i problemi della sanità, in particolare la carenza di medici di medicina generale e la questione delle liste d'attesa dovute alla mancanza di medici specialisti che possono appunto dare una risposta a chi ha bisogno di questo tipo di interventi. Grazie. Elisa Venturini per Forza Italia, quali sono le proposte concrete? Sì, Prego. come dicevo, forse l'ambito che interessa di più è quello sanitario. Allora, su questo ambito assolutamente bisogna intervenire garantendo un'organizzazione della sanità e della medicina sul territorio che dia delle risposte. Fotografare la situazione che c'è, ma sicuramente migliorarla tenendo conto della nuova architettura legata alle case della comunità. Oltre e questo quindi con il fine dell'abbattimento delle liste d'attesa, con l'attenzione che deve essere data nel rapporto tra medico e paziente, medico di medicina generale e paziente, che diventa fondamentale. L'altra questione è tutta l'attenzione che deve essere data alla fascia anziana, diciamo così, della popolazione, perché sempre di più avremo la necessità di individuare all'interno dell'RSA, delle case di riposo, delle situazioni che permettano accoglimento delle persone anche in termini numerici. E poi abbiamo come contropartita il fatto che comunque noi dobbiamo garantire i presupposti per la popolazione giovanile, perché come dicevo all'inizio è impensabile non considerare anche la questione del calo demografico, perché va a condizionare tutto quello che riguarda poi l'impostazione delle politiche che vengono date ad una regione. E c'è una questione sicurezza che non è di poco conto, dove anche la regione del Veneto deve fare la propria parte, perché anche questo significa benessere dei cittadini. E poi c'è la parte infrastrutturale. Non dimentichiamo che nella nostra regione ha bisogno di infrastrutture. Se noi vogliamo da un punto di vista economico garantire ricchezza al nostro territorio, dobbiamo predisporre le infrastrutture che servono. Grazie dei vostri interventi. Io spero che i nostri telespettatori avevano acquisito le vostre proposte e quindi si siano fatti un'idea di come andare a votare, perché è importante poi che i veneti vadano a votare. Questo è importante, perché abbiamo visto che nelle votazioni delle altre religioni c'è un'assenza un po' preoccupante. Grazie. Certo, l'affluenza alle urne è sicuramente uno dei punti importanti sui quali lavorare, appunto, e convincere le persone ad andare a votare e esprimere la loro opinione. Grazie ad Elisa Venturini, esponente di Forza Italia, grazie ad Andrea Zanoni di Alleanza Verdi e Sinistra, grazie per quanto avete raccontato. Sicuramente i telespettatori avranno avuto modo di capire quali sono le vostre intenzioni per la prossima legislatura. Grazie ancora per essere stati con noi. Telespettatori, ci fermiamo qua per questa sera, noi ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21 con TV7 Match, avremo ospiti anche altri due esponenti politici. Buonanotte a tutti.